La mia provocazione, io ho detto, con tanta passione, €1 in tasca, io cedo la mia attività. Ecco, poi sicuramente ci sarà da fare un accordo remunerativo, un accordo, valutare quello che c'è, ma io a pacchetto gli do officina, macchinari, clienti e uno deve saper tenere in piedi la situazione. Bene, mi fa piacere che è stata recepita come provocazione e diciamo che io ho raggiunto i miei limiti di età, quindi vorrei un attimino sospendere la mia vita lavorativa, visto che ho quasi 70 anni, sarei già un pensionato, e passare il testimone a un altro ragazzo, un'altra persona che riesca a tenere in piedi questo tipo di lavoro, perché è abbastanza lavoro, ce n'è, non manca, è remunerativo e si può benissimo, come posso dire, tenere un paio anche di famiglie, anche più credo. L'importante è che uno, dopo quello che sa camminare con le proprie gambe, la propria testa, intelligenza, può fare molto di più di quello che sto facendo io. Io cerco di limitare il lavoro al minimo perché ormai sono preso, sono anche stanco. Mi piacerebbe che potessero dare, le scuole prendessero questo spunto dal mio messaggio e che iniziassero a insegnare ai ragazzi un po' di elettromeccanica, motori elettrici che non sono finiti, è un modo anche per rigenerarli e recuperarli e non smaltirli, eliminarli come si vorrebbe fare su tante cose. Io ho iniziato negli anni 70, quindi sono 40 anni oltre che lavoro, oltre 50 anni anche, che lavoro in questa attività. Ho iniziato da una ditta a Mestre, una dittarella, dove ho imparato a fare certi tipi di avvolgimenti indotti e poi con quello io ho avuto sempre un po' la passione dell'elettronica, assimilata all'elettromeccanica, mi è stato gioco forza di poter fare la mia strada, ho fatto la mia vita felice e non mi è mai pesato, il lavoro mi è sempre stato un divertimento, oltre che star bene. E questo mi suggerisco ai giovani, se hanno coraggio, di puntare un po', cercare di prendere l'opportunità al volo e di continuare a sostenere questa attività. Chiaro, c'è da fare, però c'è il modo di poter anche imparare.